collegati via web dai propri municipi per condividere le difficoltà affrontate in questi mesi di pandemia. Nella seconda giornata della 37esima Assemblea ANCI, la gestione sui territori dell'emergenza Covid è stata al centro del panel Sindaci Riserva della Repubblica, che ha visto l'intervento tra gli altri del primo cittadino di Treviso e presidente ANCI Veneto Mario Conte. È stato bello vedere Treviso seduta al tavolo insieme a Roma, a Bari, a Genova, e, insomma città assolutamente importanti. E sono stato orgoglioso di aver rappresentato la mia comunità e soprattutto mi fa piacere vedere che Treviso è presa come modello amministrativo anche dagli altri sindaci. L'incontro, ha spiegato Conte, è stata l'occasione per condividere gioie e dolori di questi mesi. I sindaci sono stati i baluardi a sostegno delle proprie comunità. È stato un periodo complesso dal punto di vista amministrativo, ma anche emotivo, ha continuato Conte. I sindaci sono stati degli equilibristi tra la paura del contagio, le difficoltà di commercianti e partite IVA, la necessità di mantenere in equilibrio i bilanci comunali. Sindaci che hanno, come ho ribadito io, asciugato le lacrime delle partite IVA, dei commercianti, degli imprenditori, sindaci che hanno dovuto tenere in equilibrio i bilanci comunali e i servizi erogati ai cittadini. Nasce la rivoluzione del buon governo sulla base dei colori del nostro paese, le parole del sindaco, che elenca quelle che sono le richieste dei primi cittadini al governo. La richiesta di fondi e soprattutto quella di avere meno burocrazia e la possibilità di agire in modo tempestivo, perché i problemi dei cittadini che ci vengono esternati oggi necessitano di una soluzione domani, non fra un anno, fra 2 anni. E poi la possibilità di sederci attorno a un tavolo insieme al governo nella distribuzione del Recovery Fund.